682 morti nel lavoro negli ultimi 10 anni in Veneto e la situazione con la pandemia, dopo la pandemia, è peggiorata. Noi chiediamo massima attenzione, chiediamo cultura della sicurezza, chiediamo che nelle scuole si insegni la sicurezza. Noi abbiamo bisogno di creare quel modo di lavorare giusto, buono e non che guardi solo al profitto. Gli infortuni sul lavoro, a volte anche con esito mortale, rimangono una ferita aperta in un Veneto impegnato a rimettere in moto la propria economia dopo le ristrettezze del lockdown. I dati dell'INAIL sono definiti preoccupanti da CGIL e CISLEUIL. In questi primi mesi del 2021 gli infortuni, in particolare quelli mortali, nella regione Veneto sono di gran lunga sopra la media nazionale. Dal 2020 al 2021 abbiamo registrato un più 25% in Veneto a fronte di un più 0,5% di media nazionale. Abbiamo bisogno di scelte politiche, di risorse, soprattutto di rinforzare la dotazione organica degli SPISAL e degli organi di vigilanza. Il 29 giugno CGIL e CISLEUIL hanno ottenuto la riapertura del tavolo sul piano strategico regionale su salute e sicurezza. Una forte assunzione di responsabilità è stata chiesta anche ai datori di lavoro. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affermano i sindacati dalla manifestazione unitaria di Vicenza, sono valori e principi irrinunciabili. Una piazza molto calda, tanta voglia delle lavoratrici e dei lavoratori veneti di poter lavorare in sicurezza e quindi questo ci rende più forti anche nei confronti con le nostre controparti datoriali e anche con la Regione nel richiedere maggiori investimenti per la salute e la sicurezza nei posti di lavoro.